Buona domenica da Sicilia 24, le principali notizie. Palermo ricorda Paolo Borsellino e gli agenti alla scorta 33 anni dopo la strage di Via D'Amelio. Il minuto di silenzio e lo sventolio delle agende rosse rinnovano il dolore. A Sicilia 24 parla l'unico sopravvissuto, 4 i processi in cerca della verità dopo l'eccidio. Notte di violenza a Palermo, turista salvata dallo stupro e 2 irlandesi picchiati, individuati i presunti responsabili dell'aggressione all'assessore comunale Fabrizio Ferrandelli. A Catania, Salvo, abbandonato con 20 euro in mano dopo essere stato investito sulla circonvallazione. Il Catania disabile è stato operato per le fratture riportate. L'assistente sociale, se ha un minimo di umanità, si costituisca. Meteo, in arrivo in Sicilia la più forte fiammata degli ultimi decenni, si sfioreranno i 50 gradi, caldo estremo a Catania e Siracusa fino a giovedì. Il mare più bello 2025, la spiaggia di Custonaci, piccolo comune del Trapanese, premiata Lega Ambiente e Touring Club. Silent Room ad Agrigento, una stanza tutta speciale, un rifugio per il corpo e per la mente, il nuovo progetto dell'artista libanese Nathalie Harb. Calcio, il Palermo continua ad allenarsi a Châtillon, Segre, sono giorni importanti, la nostra missione è farci trovare pronti. Il Catania, al ritiro a Norcia, pensa anche al mercato, con la rescissione di Costantino diminuisce il numero di giocatori da sfoltire. Ancora buona domenica e ben trovati. È stata una giornata intensa ieri a Palermo, dalla commemorazione alla caserma Lungola alla fiaccolata serale e poi il minuto di silenzio. Ripercorriamo quello che è stato il 33esimo anniversario della strage di Via D'Amelio con Marco Gullà. La fiaccolata partita da piazza Vittorio Veneto ha chiuso le manifestazioni del 33esimo anniversario della strage di Via D'Amelio. Dietro lo striscione "Nessuna tregua alla mafia", in prima fila c'era Arianna Meloni, poi il ministro Andrea Bodi e il sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. "Sono un esempio, sono gli eroi del nostro tempo", ha detto la Meloni, sorella della Premier. 33 anni sono passati da quel boato che ha cambiato la storia del nostro paese. Ieri, nel giorno della commemorazione della strage di Via D'Amelio, in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e i 5 agenti di scorta, la richiesta di giustizia non si è spenta, si cerca ancora la verità. Commovente il minuto di silenzio nell'orario della strage, 16:58, con il fratello del giudice Salvatore che nei giorni scorsi aveva alzato la barriera sulle presenze politiche durante il silenzio, e così è stato. Nessun ministro o politico nazionale presente durante la commemorazione pomeridiana. La segretaria del PD, Elly Schlein, è arrivata in Via D'Amelio mezz'ora dopo, proprio per evitare polemiche. Per noi è fondamentale essere qui non soltanto per la memoria, ma per portare avanti l'impegno che serve quotidianamente contro ogni manifestazione del fenomeno mafioso, che purtroppo è ancora vivo e presente nella nostra società. Basti pensare agli attacchi incendiari che ci sono stati, ai beni confiscati. Iniziative che erano state aperte alla Lungaro, alla presenza del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e del vicepresidente della Camera Giorgio Mulè. Le verità, come dire, hanno bisogno molte volte di essere scavate, approfondite in maniera testarda, pervicace, ed è quello che si sta facendo, sfidando tutto e tutti. Alla fine si arriverà, perché bisogna arrivarci, perché lo si deve a chi oggi non c'è più. La strage di Via D'Amelio ha impresso un segno indelebile nella storia italiana, ha detto invece il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Una storia che ancora, nonostante siano passati 33 anni, non è ancora finita. 4 processi e ancora nessun mandante, una verità insabbiata fin dall'inizio. Quella delle inchieste sulla strage di Via D'Amelio è una delle maggiori spy story d'Italia, coperta da azioni di depistaggio, da servizi segreti deviati e perfino il sospetto di magistrati corrotti. Manlio Viola. Ben 4 processi, una cortina di fumo molto più alta di quella sollevata dalla bomba e un cordone di depistaggi. Quella della strage di Via D'Amelio è anche la storia di uno dei più grandi insabbiamenti d'Italia, un depistaggio iniziato un minuto dopo l'esplosione, quando dall'auto sembra sparire una borsa, ma forse non è neanche questo il tema. Il primo processo viene imbastito interamente su una storia di pura invenzione che parte dalle dichiarazioni del falso pentito Vincenzo Scarantino. I giudici pronunciano condanne all'ergastolo, ma tutto verrà ribaltato
portato in appello quando il bluff viene scoperto e Scarantino viene condannato per calunnia e favoreggiamento. Il 21 ottobre del 96 si apre il processo bis che si concentra sugli esecutori materiali, ma anche questa volta le dichiarazioni di altri pentiti sono inaffidabili. In primo grado però erano stati inflitti 17 ergastoli e 175 anni di carcere con 10 assoluzioni, ma molte condanne non reggono, non vengono confermate proprio per l'inaffidabilità dei pentiti, stavolta Calogero Pulci e Francesco Andriotta, che vengono a loro volta condannati per calunnia. Il processo Borsellino-Terra inizia invece il 28 gennaio del 98 davanti alla Corte d'Assise di Caltanissetta. Per la prima volta si parla apertamente di depistaggio con le accuse mosse a 3 poliziotti. Dopo 3 gradi di giudizio il processo però non è ancora concluso, visto che la Cassazione ha annullato e spostato a Catania un nuovo appello. Intanto è in corso il processo Borsellino-Quater. Scarantino esce di scena con il suo reato ormai prescritto, ma gli occhi sono ormai puntati verso il 5° processo che nascerà a breve. Secondo la procura era già stata insabbiata un'altra indagine sui rapporti fra mafia e imprenditoria milanese e Borsellino sarebbe stato ucciso perché voleva riaprirla. Accuse pesanti mosse a procuratori e magistrati del pool antimafia. Dopo decenni adesso si passano al setaccio intercettazioni che erano state formalmente distrutte ma che invece sono state ritrovate. Ma le ipotesi ancora non risolvono i misteri. In Florida ci sarebbero 2 cittadini italiani detenuti nel centro di detenzione per migranti irregolari in attesa di espulsione. Il centro è denominato Alligator Alcatraz. Oltre all'italo argentino Fernando Eduardo Artese ci sarebbe anche un siciliano, Gaetano Cateno Mirabella Costa, di 45 anni, nato a Taormina. A Palermo una turista è stata salvata dallo stupro, 2 irlandesi sono stati picchiati e si è vissuta un'altra notte di violenza. Intanto sono stati individuati i presunti responsabili dell'aggressione nel bar di Via Alloro, sempre a Palermo, dove è stato picchiato anche l'assessore comunale Fabrizio Ferrandelli. Tra loro ci sono anche 2 minorenni. Lorena Dolci. Non era il foro italico, ma poteva finire allo stesso modo dello stupro di 2 anni fa. Scenario la Vucceria di Palermo. Vittima una giovane norvegese che nel corso della serata ha bevuto qualche bicchiere di troppo. Stordita e incapace di reagire, viene presa a forza da un gruppo di palermitani e portata a braccia in un angolo buio tra Piazza Caracciolo e Piazza Garaffello. A impedire l'epilogo della violenza sono stati 2 turisti tedeschi che non hanno esitato ad allertare il 112. Non si reggeva in piedi, ricordano, l'abbiamo riaccompagnata al suo B&B. Salvata dallo stupro, ma comunque rapinata della borsetta e dei suoi averi. E sempre nelle zone della Movida altri 2 giovani irlandesi sono stati picchiati a sangue da una baby gang. Uno ha riportato la frattura della mascella. Episodi di violenza continui che hanno coinvolto anche l'assessore Fabrizio Ferrandelli, pestato mentre tentava di difendere un barista. Per quell'aggressione sono stati individuati 4 presunti responsabili, 2 sono minorenni. Nel mirino ci sono turisti, esercizi commerciali, semplici cittadini costretti a vivere in un clima in cui basta un nulla per scatenare un'impennata di violenza. Ma il ministro dell'Interno Piantedosi ci ha tenuto a tranquillizzare il sindaco La Galla. A Palermo non c'è un aumento della microcriminalità, non è fra le città insicure. La presenza dell'esercito, chiesta a gran voce, non ci sarà. Per un aumento delle forze di polizia si dovranno prima reperire le risorse. Intanto, in barba ai dati in possesso del Viminale, Palermo si sente sotto assedio. Investito sulle strisce alla circonvallazione di Catania e poi abbandonato come un pacco con 20 euro in mano. Così hanno lasciato salvo un ragazzo con disabilità intellettive. Ora è in ospedale, ha avuto delle fratture ai piedi e la sua vacanza è finita, mentre dell'automobilista non si hanno tracce. Eva Spampinato. Che ha subito comunque uno shock non indifferente perché sta male sia a livello fisico ma anche psicologico. La dignità in frantumi, i passi verso la conquista della propria indipendenza, spezzati, così come entrambi i piedi. Ecco come sta Salvo, 30 anni, ragazzo con delle difficoltà intellettive molto conosciuto e apprezzato a Catania proprio per la sua intraprendenza e il suo lavoro in un noto ristorante del centro. Come tutte le mattine, tutti i giorni lui si reca a piedi in tutti i posti che frequenta. Lo hanno investito e travolto qui mentre attraversava sulle strisce pedonali alla circonvallazione di Catania e il semaforo rosso indicava alle auto di fermarsi, ma non quell'auto con a bordo 2 adulti e una bambina. L'ha praticamente travolto, ha fatto 2 giri, 2 salti Salvo, quindi cercava in qualche modo di tenersi in equilibrio, poi è caduto a terra e la macchina gli ha schiacciato i piedi. Ma l'orrore non finisce qui. I pirati della strada non chiamano i soccorsi, non si fermano ad attendere aiuto. Lo caricano, lo portano davanti alla sede dove Salvo doveva svolgere un laboratorio per la cooperativa Controvento e lo lasciano lì,
in mano gli mettono 20 euro, come se bastassero a sistemare tutto, come se la vita e la dignità di un essere umano, disabile o meno che sia, potessero valere così poco. Uno sfregio, un gesto disumano. Cosa insegni così ai tuoi figli? A scappare di fronte alle difficoltà, di fronte a un ragazzo che sta male, che può avere bisogno? I medici dell'ospedale Cannizzaro di Catania hanno già operato il ragazzo, che non potrà camminare per settimane e non potrà andare in vacanza con i suoi amici. Questa cosa l'ha molto destabilizzato, anche il fatto di non potersi recare al lavoro per lui è molto triste. La sua famiglia, gli amici, gli assistenti sociali lanciano un appello al rispetto, alla responsabilità, alla giustizia. Se avete un minimo di umanità, contattateci e costituitevi. La Sicilia sarà investita da una forte ondata di caldo. Le temperature tra Siracusa e Catania potrebbero sfiorare anche i 50 gradi e superare il record europeo del 2021. Francesco Aloi. Il record europeo dei 48,8 gradi registrato a Floridia nel 2021 potrebbe essere superato. Nei prossimi giorni, infatti, la Sicilia sarà infuocata, più di quanto non lo sia già. Le aree da cerchiare in rosso, secondo gli esperti, sono le province di Catania e Siracusa. La causa di questa ondata di caldo sarà la formazione e l'approfondimento di un'area depressionaria sul Mediterraneo occidentale che attiverà un flusso di correnti di scirocco proprio sulle regioni meridionali della penisola. La colonnina di mercurio in queste ore è già in salita. Già nella giornata di domenica le temperature massime in Sicilia potranno raggiungere i 40-41 gradi, ma successivamente tra lunedì e mercoledì è previsto un ulteriore aumento con punte fino a 43-44 gradi, localmente anche 45. Facile prevedere che le spiagge saranno i luoghi più gettonati in cerca di refrigerio. Ma attenzione, giusto andare al mare, però meglio evitare le ore centrali della giornata, quelle più calde. Preferire posti all'ombra e soprattutto bere molta acqua. Acqua che servirà anche a chi si mette alla guida. Bollino rosso, infatti, persino sulle autostrade e sulle arterie principali. E intanto, mentre la forte ondata di caldo è all'orizzonte, si guarda già alla colonnina di mercurio, in attesa che le temperature ritornino alla normalità. Dovremo aspettare la giornata di sabato, quando correnti più fresche e settentrionali faranno il loro ingresso anche sulle regioni meridionali. Adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco. Parliamo di spiagge, è un gioiello della Sicilia occidentale dove natura, arte e cultura si fondano. Ora Custonaci, piccolo comune del Trapanese, ottiene anche le 4 vele di Legambiente e Touring Club nella 25esima edizione del Mare più bello 2025. Emanuela Corsi. La sabbia dorata, le acque limpide e cristalline, alle spalle la natura incontaminata della riserva naturale del Monte Cofano. Custonaci è un gioiello della Sicilia occidentale dove si intrecciano storia, cultura e bellezza. Ora il piccolo comune del Trapanese ha ottenuto le 4 vele di Legambiente e Touring Club per il Mare più bello 2025. La consegna è avvenuta nell'ambito della 17esima edizione della Sicilia Ambiente Film Festival di San Vito Lo Capo, che premia la gestione sostenibile del territorio. Un importante riconoscimento per il sindaco Fabrizio Fonte, che premia il territorio grazie alla presenza di tutta una serie di requisiti ambientali, naturalistici e paesaggistici. Custonaci è stato scelto come set di diversi film e serie TV, come il prequel di Mare Fuori Io sono Rosa Ricci, ma anche da registi hollywoodiani come Martin Scorsese per la docuserie The Sense. Repent! Come and be baptized in the River Jordan! Quest'anno la baia di Cornino è entrata a far parte della rete dei borghi marinari della regione siciliana. Un'oasi di silenzio che diventa grido, un rifugio per il corpo e per la mente. È il nuovo progetto dell'artista libanese Natalie Harb al Museo Archeologico Pietro Griffo di Agrigento. Davide Sarto. Si chiama Silent Room ed è molto più di un'installazione. È un invito a rallentare, a ritrovare se stessi, a rivendicare un diritto spesso dimenticato, il riposo fisico e mentale. Una stanza intima realizzata in legno e tessuti imbottiti, protetta da una copertura ombreggiante. Al suo interno una ninna nanna accoglie chi entra con dolcezza, incoraggiando il silenzio, la quiete, l'ascolto. Ma Silent Room è anche un gesto politico, racconta
racconta le ferite della città di Agrigento, la frana del 66, le disuguaglianze sociali, la distanza tra il centro urbano e la Valle dei Templi. Fratture che risuonano nel mondo intero, dal Libano al Mediterraneo, terre dove spesso manca persino un posto sicuro in cui dormire. Una silent room è un spazio rifugio, un spazio dove uno può essere se stesso, può essere un spazio protetto, un spazio pensato per la realtà urbana, che sia anche un spazio pubblico nella città, che sia disponibile a tutti e che tutti possono utilizzarlo. L'opera è aperta al pubblico gratuitamente fino a metà settembre negli spazi esterni del Museo Archeologico Regionale Pietro Griffo di Agrigento. Adesso una breve pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio, il Palermo continua il lavoro in ritiro a Châtillon, oggi altra amichevole per i siciliani, Palumbo è atteso a breve in Valle d'Aosta. Marco Gulla. Allenamenti, sudore e sorrisi. Il Palermo prosegue la preparazione in ritiro a Châtillon in Valle d'Aosta. Si conclude così la prima settimana di preparazione. I rosanero sono stati impegnati prima in una partita a tema sfruttata da Inzaghi per lavorare sulla tattica. Una squadra doveva segnare in 4 porticine, l'altra attaccava la porta regolamentare. Gol e occasioni. Tra i più attivi il centrocampista Jacopo Segre. Oggi per il rosanero altra amichevole contro una squadra di terza divisione svizzera. Sono stati dei primi giorni significativi, molto importanti, dove abbiamo trovato una persona e un allenatore subito propositivo, con voglia di fare, con un grande staff e noi adesso abbiamo la missione di farci trovare pronti e di mettere benzina sulle gambe per fare un grande ritiro, come stiamo facendo, e di prepararsi al meglio nelle prime gare ufficiali. Mercato, Palumbo nei prossimi giorni raggiungerà i suoi nuovi compagni nel ritiro in Valle d'Aosta. Al Modena andranno tra 1,5 milioni e 2 milioni di euro più bonus, oltre a Di Mariano come contropartita. A confermare l'addio tra il numero 10 e i gialloblu è anche la sua esclusione dai convocati per il ritiro a Fanano, che ha preso il via ieri. Per la difesa è ormai Cistana l'obiettivo principale di Carlo Osti. Mentre a Norcia si lavora a ritmo intenso, il Catania pensa anche al mercato. Con la rescissione di Costantino diminuisce il numero di giocatori da sfoltire e si pensa anche a qualche operazione in entrata. Francesco Triolo. La rescissione di Rocco Costantino, legato al Catania con un contratto sino al 30 giugno 2026, era nell'aria da giorni. È arrivata così da consentire al club di liberare un altro posto e a Costantino di firmare per il Chievo Verona in Serie D. L'attaccante nella scorsa stagione aveva giocato in prestito con Lucchese e Messina. La sua esperienza in rosazzurro si chiude con 21 presenze e 2 gol, incluso quello realizzato nel recupero della finale di Coppa Italia di Serie C 2024 contro il Padova, determinante per l'assegnazione del trofeo. Proseguono quindi le uscite in casa Catania. Tra i giocatori non convocati per il ritiro di Norcia, perché fuori dal progetto tecnico, restano da risolvere le posizioni dei centrocampisti De Rose, Peralta, Teio e degli attaccanti Marsura, Montalto e Popovic. Per qualcuno si lavora alla risoluzione, qualche altro come Marsura potrebbe essere inserito in qualche scambio. Sul fronte mercato è caldo il canale con la Ternana. Lo scorso anno il club rossazzurro mandò in Umbria Ciccerelli e Cianci, quest'ultimo riscattato dai rossoverdi. Adesso il Catania ha messo gli occhi sul centrocampista Andrea Vallocchia, ma anche su Salvatore Aloi. Vallocchia sarebbe però più funzionale al gioco di Toscano, ma c'è distanza tra domanda ed offerta. Intanto lavoro intenso a Norcia in ritiro, lavoro di forza ed esercitazioni tattiche differenziate per reparti, possesso palla e partitella nel menù quotidiano di Toscano e del suo staff tecnico. È tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito. Buona domenica.